Buongiorno a tutti carissimi amici e buon inizio settimana. Martina Reoloni in studio per il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi siamo a lunedì 8 marzo e andiamo subito assieme a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo con il Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è dedicato alla tematica coronavirus e si legge: vaccinazioni di massa, la montagna è entusiasta. Si fa riferimento alla proposta che è stata avanzata dall'ULSS nei giorni scorsi di una vaccinazione di massa nella parte alta della provincia, dal Comerico al Cadore, dove l'avanzata dei contagi sta preoccupando. Poi leggeremo però che sul Gazzettino il titolo è diametralmente opposto su questa tematica. Sono stati intervistati anche sindaci diversi, però la posizione che ne emerge è completamente diversa. Comunque qui sul Corriere delle Alpi si legge: vaccinazioni di massa, la montagna entusiasta. Dal Comerico al Cadore, l'idea avanzata dall'Ussuno Dolomiti per ridurre i contagi piace ai primi cittadini. È importante per proteggere i nostri anziani e per salvare almeno la stagione estiva. La foto di copertina, o meglio le foto in prima pagina, sono dedicate al mondo delle donne. Oggi infatti è l'8 marzo, festa della donna, e nel titolo si legge: 8 marzo, le donne fanno la differenza. Si mostrano le foto di alcune rappresentanti della provincia di Belluno, che viene definita provincia rosa perché alla guida di diverse realtà ci sono infatti delle donne, grazie alle donne che occupano i posti che contano e alle tante lavoratrici. L'articolo è di Francesca Valente alle pagine 16 e 17. E poi ancora, sempre dalla prima del Corriere delle Alpi, l'annuncio di Speranza, del ministro Speranza. Parliamo di vaccini anti-Covid in questo caso. AstraZeneca per gli over 65, arriva l'ok del Ministero. Arriverà oggi l'ok del Ministero della Salute per la somministrazione appunto del vaccino AstraZeneca anche agli over 65, si legge, e poi l'approfondimento alle pagine 2 e 3. Ieri è stato l'ultimo giorno in giallo per il Veneto, ristoranti pieni, nuovo assalto alle Dolomiti e code al rientro, tanta gente ha approfittato della giornata di sole per un'escursione, tutto esaurito nei ristoranti bellunesi. Questo si legge nel lancio, e poi l'articolo è a pagina 9 e andremo a dargli uno sguardo. Già da ieri cominciano a essere mostrate sui social quelle che sono le bozze del logo, cioè quelle che sono le ipotesi del logo per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, Futura o Dado, voto popolare per il logo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, loghi che sono mostrati in anteprima qui sulla pagina. E si ricorda che i due loghi sono stati presentati al Festival di Sanremo da due super testimonial, Alberto Tomba e Federica Pellegrini. Poi andremo a leggere anche questo articolo. Poi c'è un'intervista: il settore edilizio guarda avanti, i cantieri Vaia ci hanno salvato, l'articolo è di Francesco Dalmas. E a Chiesa al Pago è stata ritrovata la refurtiva del raid di furti nel borgo di Mont, l'articolo è di Alessia Forzin a pagina 20. Prima di addentrarci in queste notizie di cronaca, ci fermiamo alla pagina dedicata alla tematica coronavirus. Alle pagine sarebbe meglio dire, perché sono parecchie. A pagina 2, titolone: l'epidemia cresce, Speranza, in estate tutti vaccinati. Picco di contagi, decessi sono ormai quasi 100.000, solo 6 regioni restano gialle e oggi vertice con Draghi. L'articolo è di Alessandro Di Matteo e riguarda la situazione a livello nazionale. Grande preoccupazione per i contagi che continuano a crescere, occhi puntati sui dati, ma anche qualche prudenza su quella strada invocata da giorni da molti esponenti della comunità scientifica. Mario Draghi, spiegano, segue con la massima attenzione l'andamento dell'epidemia e insieme al ministro della Salute Roberto Speranza monitora costantemente la situazione, pronto anche a intervenire se i contagi andassero fuori controllo, con l'augurio ovviamente che i meccanismi definiti con l'ultimo DPCM, che è entrato in vigore venerdì scorso, possano essere rivisti. Da qui all'estate mancano ancora parecchi mesi, anche perché Speranza si riferisce alla fine della stagione calda, a settembre, e non certo all'inizio, e nel frattempo bisogna fare i conti con le varianti del virus. Stiamo parlando dei vaccini in questo caso. Speranza ha detto: entro l'estate tutti quelli che lo vorranno potranno vaccinarsi, ha sottolineato, facendo riferimento ovviamente non al mese di giugno, ma alla fine della stagione calda, a settembre, e non certo all'inizio. E nel frattempo bisogna fare i conti con le varianti del virus, soprattutto quella inglese, che ormai da 2 o 3 settimane stanno facendo risalire la curva dei contagi a livello di tutto il paese. Ricordiamo, sono solamente 6 le regioni rimaste gialle in questo momento. Il Veneto, ricordiamo, da oggi è in fascia arancione.
Andiamo avanti con la lettura. Roberto Speranza, leggiamo ancora una dichiarazione: il prossimo trimestre sarà decisivo, dal 1° aprile arrivo oltre 50 milioni di dosi AstraZeneca per gli over 65, il Ministero ha dato l'ok, c'è anche questa novità AstraZeneca, quindi anche per le persone che hanno più di 65 anni di età, cosa che all'inizio sembrava invece esclusa. E per quanto riguarda il Veneto in zona arancio, scuole, 48 ore decisive per valutare la chiusura, stop a bar e ristoranti, funziona l'asporto con i consumi a domicilio, lo screening per bloccare i cluster tra gli studenti coinvolge 26 distretti. E siamo nel clou quindi della situazione a livello Veneto. Ricordiamo le regole da oggi che siamo tornati zona arancione. Il movimento è consentito solamente all'interno del proprio comune di residenza fino alle 22, quando scatta il coprifuoco. Ricordiamo coprifuoco dalle 22 alle 5. Attività commerciali, negozi aperti nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi i negozi nei centri commerciali. Nei centri commerciali, ricordiamo, nelle giornate festive e prefestive restano aperti solamente i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie eventualmente presenti e edicole. Per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni, solo per necessità, come per dare assistenza a persone non autosufficienti, salute e lavoro. I ristoranti e i bar sono chiusi, è consentito l'asporto per i bar dalle 5 alle 18 e i ristoranti dalle 5 alle 22. Le consegne a domicilio invece sono sempre disponibili. Visite e seconde case, consentite le visite solo nello stesso comune, sì alle seconde case ma solo il nucleo familiare. Per quanto riguarda musei e sport, chiusi, così come tutti gli altri istituti e luoghi della cultura, i musei sono chiusi ed è consentita l'attività sportiva all'aperto. E poi, come dicevamo, c'è anche il nodo delle scuole, accompagnato da un'infografica che mostra qual è la situazione allo stato attuale. Il Veneto da oggi, con il primato delle scuole aperte, entra in fascia arancione con l'RT, l'indice di contagio 1,12, si prepara a reggere l'urto della terza ondata dopo il boom dei contagi legati alla variante inglese del virus. Il ceppo è caratterizzato da 17 mutazioni su cui i genetisti si sono gettati capofitto per valutarne gli effetti sulla velocità di trasmissione e sull'efficacia dei vaccini. L'articolo poi prosegue ricordando quelle che sono le norme che abbiamo appena letto per le zone arancioni. La domanda che tutti si fanno però ora è una sola: ce la farà il Veneto a tenere le scuole aperte o anche Zaia dovrà alzare bandiera bianca e arrendersi a giro di vite come hanno già fatto Lombardia, Emilia, Campania e Friuli? I genitori stiano tranquilli, il passaggio del Veneto in zona arancione non comporta l'immediata chiusura delle scuole, ha detto Zaia, ma valuteremo i parametri fino in fondo sulla base dei dati epidemiologici. Con il nuovo DPCM scatta l'obbligo di chiudere gli istituti di ogni ordine e grado con 250 casi positivi su 100.000 abitanti. Il Veneto è a 151 e quindi non può applicare il parametro. Il decreto in vigore fino a 6 aprile apre anche una finestra interpretativa per i dipartimenti di sanità, ma prima di decidere abbiamo creato delle aree omogenee. Ci stiamo confrontando con i direttori delle USL e si è deciso di tornare ai vecchi 26 distretti, ha spiegato Zaia. Ma cosa vuol dire 26 distretti? Vuol dire che la valutazione dei contagi non sarà più a livello regionale come oggi, ma calcolata su 26 zone e in base al trend della pandemia si deciderà se chiudere o meno le scuole, come è avvenuto nell'Alta Padovana e nel Veneziano con 50 classi off limits. Francesca Russo, che guida il settore prevenzione, è stata chiarissima: il giro di vite ci sarà perché in presenza di un cluster con 2 alunni positivi tutta la classe finirà in quarantena con l'ipotesi di chiudere l'intera scuola per la sanificazione. L'isolamento viene prolungato a 14 giorni, ricordiamo prolungato a 14 giorni perché la variante inglese soprattutto ha dimostrato di essere contagiosa, più contagiosa e contagiosa anche per un periodo più lungo. Quindi isolamento prolungato a 14 giorni, per uscire di casa ovviamente ci vuole via libera con un tampone molecolare negativo. Quindi vengono applicati i nuovi criteri dello screening della popolazione scolastica che verranno appunto elaborati dal cervellone che incrocerà i dati dei 26 distretti e poi si farà la valutazione. Allo stato attuale all'interno delle scuole fare i tamponi a 700.000 studenti è impresa impossibile, ma lo screening avviato da Azienda Zero ha già individuato 962 focolai con 1.200 studenti positivi e altri 158 docenti contagiati. Il dato sul piano scolastico è rassicurante:
Siamo sull'ordine dello 0,16%, ma potrebbe sensibilmente salire con l'incremento dei tamponi preventivi che invece scattano con i sintomi del Covid, in primis la febbre. Quindi poi c'è l'infografica per chi volesse approfondire per capire qual è la situazione nelle scuole a pagina 4 del Corriere delle Alpi c'è anche questo approfondimento. Andiamo avanti e addentriamoci in quella che è la situazione in provincia di Belluno. Vaccino di massa, la montagna dice sì, tutti concordi, dal Comelico fino al Cadore, mettiamo in sicurezza le categorie fragili e salviamo la stagione estiva. Questo hanno detto i sindaci intervistati da Paola Dallanese. La vaccinazione di massa in Cadore, Comelico e Ampezzano, i sindaci dicono sì, potrebbe essere la soluzione contro i focolai che stanno interessando i nostri territori, caratterizzati da comunità piccole dove i contatti tra persone sono maggiori rispetto ai centri più grandi e dove c'è una maggiore concentrazione di anziani. L'idea della profilassi di massa dei residenti è partita dal direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti, che parla di ipotesi di lavoro che dovrà essere presentata alla Regione per un confronto. Per il sindaco di Comelico Superiore, Marco Stanovo Polacco, vaccinare tutti sarebbe davvero utile perché nella nostra vallata c'è una maggiore concentrazione di anziani della provincia. Una campagna di massa vaccinale sarebbe importante per mettere a riparo le categorie residenti più fragili. Anche per Elisa Bertagnin, vice sindaco di Santo Stefano, l'idea è buona, abbiamo 20 positivi, 2 in più rispetto a venerdì e i numeri pian piano salgono, ha appunto sottolineato il vice sindaco di Santo Stefano di Cadore. Il primo cittadino di Cortina dice che vaccinare le aree turistiche sarebbe importante, pensiamo alle persone che lavorano in prima linea come quelle dei pubblici esercizi o le commesse del supermercato, ha detto. Dello stesso avviso anche il sindaco di Calalzo, nonché senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, vacciniamo le comunità più piccole dove la circolazione è maggiore perché tutti si conoscono e c'è maggiore contatto tra le persone rispetto ai grandi centri, ma credo che sia necessario che la vaccinazione riguardi l'intera popolazione provinciale, prima ci sarà, meglio sarà per tutti. Queste le dichiarazioni del sindaco di Calalzo di Cadore. Per quanto riguarda la situazione dei contagi, ieri si sono registrati 52 nuovi positivi in provincia di Belluno e finora sono stati inoculati 20.000 vaccini. Attualmente sono 905 i bellunesi appunto positivi, contagiati, il trend della pandemia in provincia è in crescita e lo dicono i numeri. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali si registra una leggera diminuzione nei reparti di area non critica. Ieri erano 44 i pazienti, 36 a Belluno e 8 a Feltre, in leggero aumento invece il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 10, 6 a San Martino e 4 a Santa Maria del Prato. Per quanto riguarda le vaccinazioni, a ieri sono state somministrate 19.983 dosi vaccinali, pian piano quindi va crescendo l'immunizzazione tra i residenti del territorio provinciale. E ancora siamo a pagina 9, parliamo dell'ultima domenica in giallo per il bellunese, tutto esaurito nei rifugi in quota, poi le code in A27 per i cantieri, autostrada bloccata da Fadalto a Vittorio Veneto con le auto incolonnate e ferme sul viadotto, solito problema che si presenta in montagna. Ultima domenica di fuga verso la montagna prima del lockdown in zona arancione, a riempirsi sono stati soprattutto i rifugi di montagna. Da rifugio La Resei, sotto il Col Margherita, la Verau, davanti al Cinque Torri, al Faloria, persino al Chigiato, passando per città di fiume, tutti con i piedi le ciaspole, gli sci d'alpinismo o i semplici scarponi. È andata bene anche in Nevegal, sul Civetta e in Cansiglio, in serata poi le consuete code da rientro, stavolta però ci sono stati disagi limitati sulla statale 51 di Alemagna, dove il traffico era definito intenso ma piuttosto scorrevole, con qualche rallentamento soprattutto fra Ospitale e Longarone, poi fra Longarone e l'imbocco dell'autostrada. Si legge nell'articolo che è a firma di Francesco Dalmas e Alessia Forzin. Ma il vero problema per gli automobilisti che scendevano dalle Dolomiti ieri si è verificato in autostrada. Stiamo parlando della A27 con i suoi cantieri per i lavori in corso nelle gallerie ormai da mesi, quindi A27 bloccata per lavori. Chiudiamo le pagine nazionali dedicate al nord-est oltre che alla provincia di Belluno e andiamo
all'interno agli articoli dedicati espressamente al territorio provinciale, siamo a pagina 15, dove c'è questa intervista a Domenico Limana, che è il vicepresidente del settore edilizia per Confindustria, che dice: edilizia in 5 anni perse 100 imprese, i cantieri per Vaia hanno salvato le altre, dice appunto Domenico Limana in questa intervista di Francesco Dalmas. 2/3 di imprese chiuse in 5 anni, sì, siamo passati da 136 a una cinquantina di ditte e non è che ce la stiamo passando bene, parole di Domenico Limana, appunto. Il ridimensionamento del settore è pericoloso, le risorse sono quelle che sono, dopo Vaia e Mondiale arrivano le Olimpiadi, si legge, e Limana fa notare che l'avvio dei lavori per le varianti e tangenziali legati ai mondiali restano ancora all'orizzonte, ma contribuiranno a sostenere il settore molto. Ci si aspetta poi dalle Olimpiadi degli interventi programmati dal nuovo piano regionale dei trasporti, ma ci vuole anche qui un po' di visione. Non può essere ad esempio che si rettifichino le curve di Castellavazzo sulla Lemagna distruggendo una pista ciclabile appena costruita e costata a fior di quattrini. Non è possibile neppure continuare a lavorare sul frane senza interventi che siano conclusivi, ha detto Domenico Limana. Ecco qui a pagina 16 le pagine dedicate alla festa dell'8 marzo. Posti di comando sempre più rosa, 7 donne sfidano i pregiudizi. Dalla sanità all'economia, dalla sicurezza alla giustizia, il bellunese è in prima linea contro le discriminazioni. Questo articolo di Francesca Valente è dedicato appunto alle donne ed arricchito dalla presenza delle fotografie che mostrano le donne che sono al comando, al potere, come si diceva a livello di associazioni di categoria e non solo, azienda sanitaria, Confindustria, Confartigianato, Questura, Compagnia dei Carabinieri di Belluno, Tribunale Ater. Quella più nord del Veneto è una provincia guidata dalle donne determinate e capaci, e vengono fatti anche i nomi: Maria Grazia Carraro, Lorraine Berton, Claudia Scarzanella, Lilia Fredelle, Emanuela Cervellera, Antonella Coniglio e Leni Arento siedono nei posti di comando nelle forze di polizia e della giustizia, ma anche nelle associazioni di categoria e negli enti territoriali e della sanità. Essere donna oggi non è come esserlo stata ieri, ne avrà lo stesso significato domani. Le battaglie ancora da fare in nome della parità di genere sono tante, almeno quante sono le conquiste fatte. E poi si va con le interviste. Direttrice generale dell'Us1 Dolomiti da poco meno di 2 settimane, Maria Grazia Carraro ha avuto una famiglia che non ha fatto differenze, nonostante fossi l'unica figlia femmina. Per le persone della mia generazione il percorso di carriera è stato più difficile. Claudia Scarzanella è la prima presidente donna di Confartigianato Belluno. Ho acquistato la segheria Traiber quando è mancato mio marito, lavoro in un ambiente maschile, ma credo di essere riuscita a farmi apprezzare anche per la mia umiltà, dice appunto la Scarzanella. Poi c'è Maria Lorraine Berton, la presidente di Confindustria Belluno, eletta da una platea fatta quasi esclusivamente dagli uomini, che parte da una previsione: nel prossimo decennio le vere artefici del futuro saranno le donne. Quel che vediamo oggi non è sconfortante, quel che vediamo oggi è sconfortante perché siamo state escluse da tutti i vertici. Potrò dirmi soddisfatta solo quando vedrò un uomo alle pari opportunità e una donna all'economia, dice la Berton. Poi l'intervista continua sentendo anche l'opinione di Leni Arento dell'Ater, che dice: ho perso un lavoro per avere mia figlia ma non me ne pento. Sottolinea appunto la presidente dell'Ater, che dice alle donne: non smettete di studiare, non rinunciate ai figli per il lavoro, provateci e vedrete che riuscirete a gestire tutto. E l'articolo poi continua anche con le interviste alla questore e alla carabiniera. Per emergere serve grinta, Lilia Fredella ed Emanuela Cervellera alla guida della questura di Belluno e dei carabinieri, sempre di Belluno, comandante dei carabinieri di Belluno. Poi ci sono anche altre interviste nel taglio basso di pagina, a una sportiva, a una donna che lavora con i vigili del fuoco, e poi con Emanuela Fauro, che conosce le strade del Cadore, dell'Ampezzano e del Comelico come le sue tasche. Erika, la regina del cantiere, che lavora, Erika Pasa, che lavora nella società fondata dal nonno. Chiudiamo questa pagina dedicata alla festa della donna e direi che possiamo
Ci fermiamo un attimo per il raid di furti che ha colpito Monte di Chiesa dal Pago, trovata parte della refurtiva. La scorsa settimana i carabinieri hanno rinvenuto materiale che sarebbe stato rubato nelle case della frazione da gennaio. L'articolo è di Alessia Forzin. Sono almeno 6 le villette del borgo di Monte, frazione di Chiesa dal Pago, che sono state svaligiate dai ladri a partire dal mese di gennaio. A questi furti si aggiunge quello subito da Antonio Paul, che si è visto ripulire il magazzino di tanti cimeli di una vita di lavoro, oltre ad attrezzature come macchine fotografiche, cineprese e droni. Antonio Paul è un ex operatore della RAI. Ora però c'è una svolta nel caso che ha scosso la tranquillità della frazione. I carabinieri, appunto, la scorsa settimana hanno trovato della refurtiva in paese, sembra fosse nascosta in alcuni garage. Sono pochi i dettagli che filtrano perché le indagini devono ancora proseguire, ma l'augurio è che si possano trovare i responsabili appunto di questi furti. Apriamo il Gazzettino e andiamo subito alle pagine dedicate alla provincia di Belluno. Eccoci qui, ci siamo. Come anticipavo, c'è questo titolo che è diametralmente opposto rispetto a quello che si leggeva su Corriere delle Alpi. Vaccinazione di massa, no dei sindaci. Il Comelico respinge la proposta dell'ULSS dopo l'aumento dei positivi. Abbiamo molti meno contagi dell'autunno e Ianese, San Nicolò, presidente dell'Unione Montana, ci farebbero passare come il Lazzareto delle Dolomiti. Quindi completamente diverso rispetto a quello che abbiamo letto prima sul Corriere delle Alpi. Anche il Gazzettino, come il Corriere, dedica però le foto di copertina all'8 marzo, ma la politica è lenta, poche elette, solo 6 sindache. Belluno, la provincia dove il potere è donna. L'obiettivo della parità è ancora lontano, ma a Belluno molti posti di potere sono ricoperti da donne, dalla giustizia alla sanità, dalla sicurezza all'imprenditoria. Soltanto la politica è in controtendenza, solo 6 sindache su 61. E andremo a leggere anche questo articolo. Poi Olimpiadi 2026, si può scegliere il nuovo logo. Andremo poi nel fascicolo nazionale a leggere l'articolo, lo leggiamo per ultimo. Crisi ACC attesa per l'incontro al Ministero. La crisi rimane infatti senza uno sbocco. Dopo una settimana di proteste dei lavoratori e che da questo mese riceveranno lo stipendio a singhiozzo e grido di allarme del commissario Maurizio Castro, c'è grande attesa per la convocazione del ministro per lo sviluppo economico Giorgetti. L'articolo è di Eleonora Scartone. Quindi andiamo all'interno, leggiamo Belluno, la provincia delle donne, giustizia, forze dell'ordine, categorie professionali, ma anche sport e musica, le storie e i volti delle quote rosa del territorio. Il nodo politica però, nessuna parlamentare, una sola consigliera regionale e 6 prime cittadine su 6 comuni. Leggiamo nell'articolo proprio quello che si riferisce al mondo della politica. Sono rosa molte delle posizioni, come leggevamo prima sul Corriere delle Alpi, però c'è da dire che siamo ancora indietro per quanto riguarda la questione della politica. L'assenza delle donne nella politica nazionale nell'ultima tornata elettorale ha fatto suo ingresso nel Consiglio regionale Silvia Cestaro, già sindaco di Selva di Cadore, ma la lista si ferma qui per quanto riguarda le donne in regione. A Palazzo Piloni c'è la consigliera provinciale Serenella Bogana, che è anche sindaco di Alano, e sono guidati da donne i comuni di Limana con Milena De Zanet, Lamon con Ornella Noventa, Valle di Cadore con Marianna Offer, Taibon con Silvia Tormen e Pais Becker di Auronzo. È donna il presidente Fipe Belluno, si legge Rosana Roma del ristorante Dolade, e anche il direttore del carcere di Baldenic, Tiziana Paolini. Quindi questo l'articolo sul Gazzettino. Vaccinazioni di massa, pollice verso dei sindaci, si legge, in particolare c'è la posizione del presidente sindaco di San Nicolò e presidente dell'Unione Montana del Comelico, Giancarlo Ianese, che non era stato intervistato su Corriere delle Alpi, forse anche questo a fare la differenza nel titolo. Vaccinare tutta la popolazione del Comelico sarebbe come segnalare questo territorio come la valle dei contagi. La realtà di queste settimane, pur in leggera ripresa del virus, presenta numeri molto minori rispetto ai mesi di ottobre e novembre dello scorso anno, e per questa ragione più di un sindaco è contrario alla proposta avanzata dal direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, Sandro Cinguetti.
E c'è appunto questa la posizione del sindaco di San Nicolò e presidente dell'Unione Montana del Comelico Giancarlo Ianese: non credo che serva la vaccinazione di massa, dice, sarebbe quasi uno stigma nei confronti di una valle che sembrerebbe essere il lazzaretto delle Dolomiti. Questo è l'articolo di Lucio Eicher Clare. C'è un articolo anche che riguarda le code, come le code per il rientro dalla montagna. Leggiamo l'articolo che riguarda la situazione dell'ACC, poi passiamo anche a quello del logo, per ultimo quello del logo per le Olimpiadi. Crisi ACC, inizia oggi la settimana decisiva, si legge nel titolone. Settimana decisiva per il futuro dell'ACC di Mel. Come da impegno assunto nel corso dell'incontro di sabato sera, oggi i parlamentari bellunesi scenderanno a Roma con l'obiettivo di battere un colpo al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e capire se il progetto Italcomp andrà in porto. Ricordiamo il progetto che vede mettere insieme l'ACC e l'ex Embraco di Riva di Chieri in provincia di Torino. Il futuro dell'ACC di Mel è un punto di svolta. Sul tavolo infatti l'avvio del progetto Italcomp, finalizzato alla costituzione di un campione industriale europeo nel settore della refrigerazione domestica. Per avviare il progetto è però necessario trovare 12 milioni e mezzo di euro che oggi non ci sono. In cassa non ci sono neppure le risorse necessarie per pagare gli stipendi di marzo. La preoccupazione tra i lavoratori dell'ACC è forte, tant'è che venerdì è stato aperto lo stato di agitazione, sono state indette 2 ore di sciopero per ogni turno, ma non solo. È stata fatta una manifestazione davanti allo stabilimento zumellese con il blocco della rotatoria sulla provinciale e nel pomeriggio è stato occupato il municipio di Mel, un'occupazione che durerà fino a quando da Roma non arriverà una risposta sul futuro di questa azienda e dei suoi 300 lavoratori. Chiudiamo anche la questione ACC e leggiamo quello che riguarda, poi chiudiamo il logo che caratterizzerà, che rappresenterà le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Loghi che sono stati presentati, 2 simboli in gara sono stati presentati a Sanremo da Tomba e Pellegrini, parole agli italiani. Logo al voto ed è subito polemica, si legge nel titolo. L'articolo mostra anche quelli che sono appunto i loghi presentati. Futura, il simbolo presentato da Alberto Tomba durante il Festival di Sanremo, e poi ancora c'è Dado, il logo affidato a Federica Pellegrini alla votazione popolare. La possibilità di votare rimarrà aperta per 2 settimane sul sito ufficiale e sulla app di Milano Cortina 2026. Il risultato sarà quindi annunciato durante una puntata speciale dei Soliti Ignoti su Rai 1, che coinvolgerà anche le personalità dello sport. Appunto, la grande sfida dei giochi invernali ha preso il via ufficialmente dal palco dell'Ariston. Durante la serata finale di Sanremo, Federica Pellegrini e Alberto Tomba hanno presentato in esclusiva mondiale il primo atto delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane, rivelando i 2 possibili loghi di Milano Cortina 2026 e lanciando un'inedita gara. Per la prima volta nella storia dei giochi sarà il voto popolare a decidere quale dei 2 loghi, di cui i 2 campioni sono testimonial, diverrà l'emblema olimpico. E poi c'è appunto ci sono le descrizioni della presentazione dei loghi e anche già le prese di posizione non sempre contrarie. I 2 nuovi simboli messi al voto non hanno riscosso grande entusiasmo, quantomeno a leggere i commenti sui social. L'impressione è che piacesse di più il primo logo, quello con il Duomo di Milano stilizzato e una curva per rappresentare le mitiche piste di Cortina d'Ampezzo, peraltro cassato senza motivazione. Tra i commenti se ne leggono diversi. Nessuno dei 2 privi di identità, attualità. Riuscire a peggiorare un luogo non bellissimo ma almeno chiaro non era facile, si legge nell'articolo che fa riferimento appunto alle critiche ai 2 loghi. E con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi invitiamo a seguire le notizie che pubblichiamo costantemente sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. Per la rassegna stampa l'appuntamento è domattina alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave, poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto un sereno lunedì a tutti, grazie per l'ascolto, buon inizio settimana e a prestissimo, arrivederci, grazie ancora.